Uomo così bambino, insomma, un po' il manifesto esistenziale della trasmissione. È vero. Pam. Allora, per essere felici, no? Ho detto, oggi devo parlare di sport, di che cosa parlo? Parliamo di quelle cose proprio che sono al momento il clou. Tipo, che so, Quintana che sta facendo il Giro d'Italia? No, Giro d'Italia, si faticano troppo. Ma tanto poi lo sanno tutti, diciamo le cose che interessano alla gente. Il Mugello con Valentino Rossi, la MotoGP? Banalissimo. L'ennesima trasmissione che parla di Valentino Rossi. Esatto. Basta parlare di questi sport di cui parlano tutti. Parliamo di qualcosa di cui nessuno mai parla. Oh, finalmente. La lippa. Quasi. L'hockey su ghiaccio. Ci siamo quasi. Il baseball. Il baseball potrebbe essere, ma no. Abbiamo deciso che per oggi, per la prima volta in qualsiasi radio ipernazionale, europea e mondiale, parleremo di calcio. Oh, che bello! Parliamo di calcio. Sì. Che originali, mamma mia. No, perché gli argomenti, tra l'altro al momento, nonostante il campionato sia finito, i mondiali non siano ancora iniziati, gli argomenti qua abbonda. Strano, perché di calcio di solito non ci sono notizie. No, non ci sono, ma anche tu apri un qualsiasi quotidiano, non trovi nulla di calcio. Mai. E allora, a voi la scelta. Ti sei preparato? Io mi sono preparato, non è che mi sono preparato, ho messo gli argomentini. Vai. Per esempio, un argomento che mi lascia perplesso è la Juventus, il calciomercato. La Juventus che vuole comprare Morata, giovane attaccante del Real Madrid, che ha anche giocato la finale, vuole cercare Morata, però ha già mezzo immobile sono male, e devi già pagarci l'IMU, prima c'era spesso, potevamo chiedere. E invece che prendersi immobile e farlo giocare, che non è le rotelle all'Ikea, andiamo avanti con questo. Decide di vendere immobile all'estero, va al Borussia Dortmund, quindi un giocatore italiano che se ne va all'estero. Vedete l'euro? Vedete l'euro? È tutto l'euro, perché... Esatto, al contrario, ci prendiamo un giocatore spagnolo giovane che non sappiamo nemmeno se diventerà un campione. Esatto, proprio come la Telecom più o meno. Un po' come la Telecom. Ma io ho una sorpresa per te. Che sorpresa hai? Ho una super sorpresa, ovvero un ospite che sappia parlare un po' meglio di me, un po' meglio di noi di calcio, un esperto di calcio. Un vero esperto. Uno storico del calcio. Chi è? Il professor Maurizio Veronelli, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera professore. Ti saluto. Buonasera professore. Allora, qua non siamo da soli qua ci ascoltano in 500.000 più o meno. Sì, tanti ascolti. 500 milioni di persone. Professore, parliamo di calcio, abbiamo detto. Io direi di aprire subito le danze con l'argomento che mi sta più a cuore, ovvero il cambio di allenatore al Milan. Sappiamo che lei, quando Seedorf è arrivato al Milan, non era proprio contento. Ma pensavo che sarebbe stato un disastro, e il disastro si è compiuto non tanto nei singoli risultati, ma nella globalità. La Coppa Italia è sfumata, altrettanto la Coppa dei Campioni, e poi è sfumata anche l'Europa League. Quindi alcune battaglie sono state vinte, ma la guerra è stata persa. Ma tanti dicevano il problema di Seedorf è che si è ritrovato una squadra già fatta, già allenata da qualcun altro, per cui lui si è trovato in corsa a dover prendere No, il problema è che il Milan aveva molte contraddizioni, erano contraddizioni tattiche e tecniche. Allegri era stato capace in parte di risolverle. Tolto Allegri, le contraddizioni sono venute a galla. Tra l'altro Seedorf ha scelto un modulo direi presuntuoso, anche un modo di giocare presuntuoso, e alla fine i conti non sono tornati. Il problema è che la rosa del Milan è una rosa di livello medio, molto difficile che un qualsiasi allenatore oggi possa cavare molto da una rosa di quel tipo lì. E il problema che ha anche l'Inter, tanto per capirci. Professore, ma perché in tutti questi anni non è stata data una possibilità a Tassotti? Ha fatto qualcosa di male? Cioè è in punizione? Tassotti è un eccellente allenatore, quando è stato messo alla prova ha fatto bene. Il problema è, credo che lui abbia sempre, non dico rifiutato, però si sia sempre tenuto lontano dalla prima panchina e ha sempre preferito fare l'aiuto, il secondo, ed è stato sempre un eccellente aiuto. Pensiamo al periodo di Ancelotti, tanto per capirci. Bisogna vedere adesso se accetterà di rimanere con Inzaghi. Sarebbe esempio importante, perché Inzaghi mi sembra, rispetto a Seedorf, meno presuntuoso, vale a dire mi sembra in grado di poter ascoltare chi ne sa di più
chi ha maggior mestiere. Professore, però mi insegna lei, da storico del calcio, che di giocatori attaccanti che poi si portano a fare gli allenatori ce n'è pochi. Di solito quelli vincenti o sono difensori o sono soprattutto centrocampisti. Ma sai, quello magari è un po' casuale, difficile che si possa fare quasi una storia o una statistica dell'origine e della natura dei singoli allenatori. L'allenatore deve avere buon senso, deve essere intelligente, deve essere capace di scegliere il modulo rispetto alla rosa. Inzaghi nella primavera ha fatto abbastanza bene, è riuscito a vincere il Viareggio, quindi credo che il problema al Milan sia saper ascoltare quello che la società vuole. Sedor alla fine è andato via al di là dei risultati che globalmente sono stati poco felici, perché probabilmente non ha ascoltato la società e ha rotto con la società. Milan e Juventus pretendono allenatori che inevitabilmente si allineino a quelle che sono le scelte della società. Beh, tra l'altro al Milan però diventa anche un po' un problema, visto che il presidente vuole sempre squadre d'attacco, tante punte in campo, e risultati e spettacolo, due cose che difficilmente vanno d'accordo. No, ecco, difatti hai detto la cosa giusta. Se a Inzaghi chiedono quello che hanno chiesto con questa rosa a Seedorf e a Allegri, sarà difficile riuscire a ottenere qualcosa. Cioè, se l'idea è quella che Inzaghi possa andare in Champions, arrivare secondo, terzo, con la rosa di quest'anno, credo che sarà molto difficile poterlo fare, a meno che Inzaghi, magari aiutato da Tassotti, riesca a trovare dei jolly che oggi noi chiaramente non immaginiamo nemmeno. Sicuramente bisognerebbe mettere mano alla borsa e fare un buon mercato. Ecco, professore, passiamo un attimo ai tifosi del Milan in questo caso, no? Che sono in tanti campionati in sofferenza. Vogliamo parlare di com'è bello però avere la squadra che non va bene? Cioè, qual è la sensazione del tifoso? È comunque una bella sensazione, no? Quando le cose non vanno bene? È comunque bello, la tua squadra nella sofferenza, mette alla prova il tifo questa... Ma il problema è che, permettimi, un conto è essere genoani, un conto è essere milanisti, faccio un esempio. Il genoano ha una sofferenza che è direi quasi di tanti anni. I milanisti possono soffrire qualche anno, ma hanno vinto tanto, quindi direi che la sofferenza del milanista è sempre limitata e relativa. Oggi ho sentito un commento particolare, si parlava del Torino che prenderà il posto del Parma in Europa League e dicevano il tifoso del Torino non è così contento perché è abituato a soffrire, a perdere, e questo regalo non è abituato ad averlo. Beh, questo è un po', tu giochi sul paradosso. Io credo che il Parma sarà fortemente deluso, a parte che c'è ancora un ricorso, quindi la cosa non è definitiva, anche se non sarà facile cambiare il verdetto che è stato pronunciato contro il Parma, perché l'Europa su quelle cose lì è solitamente estremamente tassativa. Non dico niente, stiamo parlando di sport, ha detto tutto il professore. Io vedo degli incredibili parallelismi, ma secondo me è la campagna elettorale che me la porto ancora addosso e li vedo dappertutto. Professore, qua in studio abbiamo un tifoso milanista eccellente, ovvero sindaco di Morazzone, appena rieletto alla stragrande con percentuali quasi bulgare, detta così suona male, ma in realtà sono percentuali alte per il bel lavoro che ha fatto sul territorio. Siccome è tifoso milanista, ha una domanda da farle, una curiosità. I tifosi eccellenti ce ne sono sicuramente più del sindaco di Morazzone. Non in questo metro quadro, quindi quello sicuro. Goditi la mia domanda così è un po' da romanzo storico del calcio. Io da ragazzino appassionato di un Milan vincente con Gullit, Rijkaard e Van Basten, un Milan che scaldava appunto i cuori dei tifosi. Per tornare su quell'argomento, ha veramente vinto tanto e toccato le sensibilità di tante persone che si avvicinano al mondo del calcio dall'esterno. Ecco, secondo lei che cosa deve fare il Milan per scaldare i cuori dei tifosi oggi nel 2014, guardando con una prospettiva futura? Ma dunque, la scelta di Inzaghi potrebbe essere positiva rispetto alla domanda che lei mi ha fatto, nel senso che Inzaghi è una parte di un Milan eccellente. Quindi il Milan ai milanisti può essere un punto di partenza importante.
bisogna risolvere gli equivoci di natura tattica che esistono oggi e che sono notevoli. Se Inzaghi saprà risolverli, probabilmente il Milan riuscirà ad essere competitivo nei primi 4-5 posti, però non si può chiedere al Milan quello che si chiedeva al Milan di Rijkaard, di Gullit, di Van Basten, perché quello era un Milan stellare, stratosferico. Oggi non siamo in quelle condizioni lì. Il Milan tra l'altro non controlla più nemmeno il mercato come poteva fare in quei tempi. Invece cambiamo squadra, un'altra di quelle squadre di cui nessuno mai parla perché ha pochi tifosi, tipo la Juventus. Professore, la Juventus forse il miglior acquisto l'ha fatto confermando Conte, che è uno di quegli allenatori che tiene sulla spina, tiene belli allegri i suoi giocatori, belli tesi partita per partita. Cosa deve fare la Juventus per poter fare quel passo in più ed essere anche competitiva a livello europeo? Ad esempio tornare sul mercato dei guardialine, che è stato un po' trascurato. Al di là della battuta, direi che io sulla Juventus do questo giudizio. Ha sbagliato, è vero, ha sbagliato la partita con Copenaghen, ha sbagliato la partita in casa con Galatasaray, ma aveva ancora in mano 2 risultati su 3 a Istanbul. Hanno giocato su una specie di sterrato e lì sullo sterrato Conte ha fatto un grave errore. Ha detto ai suoi giocatori di giocare la palla, di manovrare come se il campo fosse un campo normale. Il Galatasaray intelligentemente ha alzato la palla e proprio su una palla alzata Drogba ha dato l'assist a Schneider. Se la Juventus avesse giocato tranquillamente sul piano difensivo con la palla lunga, direi con un calcio molto vecchio e molto datato, probabilmente con uno 0-0, con un pareggio sarebbe andata oltre. Nessuno ha sottolineato questa cosa. Il Conte l'ha sbagliato perché ha sopravvalutato la propria squadra rispetto al campo su cui si giocava. Tra l'altro Mancini in un'intervista ha detto una cosa del genere, riconoscendo la superiorità della Juve, che però in quel frangente aveva commesso un errore di valutazione del terreno su cui si giocava. Professore, visto che poi tra l'altro tra poco diventerà ormai fuori moda, io direi di parlare della finale di Champions League, una di quelle partite che mi ha fatto molto pensare alla sua idea del calcio molto difensivo, per cui nel calcio prima non bisogna subire gol, e quasi quasi ce la faceva l'Atletico. Guarda, il calcio è naturalmente difensivo, perché se non è difensivo non può essere offensivo. Se non riconquisti la palla, che è una sola, non può esserci la controazione, quindi la giocata. La finale è stata una finale, a me è piaciuto molto, è stata una partita di ottimo livello. L'Atletico ha giocato un'eccellente, una grande partita. È mancato però la ripartenza, è mancato il contropiede. Direi che la squadra è stata troppo seduta sulla difesa, questo bisogna riconoscerlo. E naturalmente quando il Real Madrid è riuscito a far pagare quel limite che durante i 90 minuti l'Atletico Madrid aveva mostrato, la partita è finita. Il colpo di testa è stato un vero e proprio colpo al cuore, una stilettata, e a quel punto era scontato che la partita finisse nelle mani degli uomini di Ancelotti, che hanno vinto meritatamente, anche perché, diciamolo, sono la squadra migliore in questo momento in Europa, nelle mani di un grande allenatore, forse del migliore allenatore con Mourinho esistente in Europa e nel mondo. Perché non avete ancora visto Tassotti all'opera? Vedrete che questi sono tifosi di Tassotti. Ma ecco, Ancelotti al Real Madrid. Si dice che Ancelotti è stato bravissimo soprattutto a gestire i grandi campioni, è uno di quegli allenatori capace di far rendere al massimo squadre con tanti campioni, mentre magari, se sei un allenatore con meno carisma, questo non succede. Ancelotti al Real Madrid, qual è stata l'arma segreta per renderlo vincente? Dunque, le mosse sono state 2. La prima, il buonsenso, la capacità di equilibrare i rapporti tra i giocatori, che al tempo di Mourinho erano stati pessimi. Quindi quella è la prima mossa, ha creato uno spogliatoio, un gruppo. E poi una mossa tattica leggerissima ma fondamentale. Ha staccato la presa dal 4-2-3-1 o dal 4-3-3 ed è passato a un 4-4-2 con Di Maria che faceva un lavoro dall'esterno all'interno in fase difensiva molto importante. Direi che è stato l'uomo decisivo anche nella finale, forse pochi l'hanno visto. Quella è stata la mossa tattica reale.
E poi, se vogliamo mettere un terzo elemento, ogni volta la capacità durante la Coppa dei Campioni di trovare le catene nella zona più diciamo migliori rispetto all'avversario che veniva affrontato. Ancelotti ha dimostrato al Real Madrid la grandezza che comunque già i milanisti e i tifosi italiani conoscevano in Italia. Bene, tutti contenti tranne le squadre italiane che questi allenatori se li fanno scappar via. Professore, noi siamo purtroppo in chiusura, tra un minuto ci tagliano completamente la linea. Io la ringrazio molto per essere stato qui con noi, qua tutti contenti. Io ringrazio voi. L'aspettiamo in studio nostro ospite molto presto, ma non sveliamo la data. Grazie professore. Grazie, Saluto, professore. grazie. Posso dire cosa ho capito io? Certo. Allora, praticamente, siccome c'è l'Euro, tutti i giocatori migliori se ne vanno dal campionato italiano. Anche gli allenatori. Il Parma doveva andare in Coppa UEFA, poi una sentenza del TAR ha trovato delle firme false e fa andare, guarda caso, il Torino. Esatto, Sì. per decreto va in Europa League, i più soliti poteri forti. Il Milan ha gli stessi problemi di Forza Italia, nel senso che Allegri tipo Alfano se n'è andato, Seedorf è un po' il Totti della situazione, adesso si prova sto Inzaghi, ma mi sembra alla spera in Dio. E la crisi di Mediaset mette in crisi. Esatto, e tutto il resto. La finale di Champions invece cosa hai capito dal finale Champions? Che alla fine la partita finisce al 90°. No, ha segnato al 93esimo. Appunto, se fosse finita al 90° avrebbe vinto l'Atletico Madrid, che non è stato molto atletico per fare una bellissima battuta finale. Comunque, che voi giochiate col 4-3-3, col 4-4-2, col 4-5-1, rimanete in ogni caso con noi, perché adesso c'è un breve stacco pubblicitario e poi rimaniamo insieme fino alle ore 18 e parleremo subito di un'altra passione di tutti gli ascoltatori. No, scherzo, parleremo della legge Merlin. Esatto. Ma non si può dire. Non si può dire. Tanto i bambini a casa legge Merlin è facile, dici no, il mago Merlino. Va bene, pubblicità, a tra poco. Hey gringo! Vinicio ti aspetta nel saloon di Radio Padania Libera tutte le domeniche sera e in replica il mercoledì sera. Country Club con Vinicio. Sono le 17:00. Dal 26 maggio all'8 giugno in Piazza Castello, aspettando Expo 2015, passeggiamo tra le bancarelle città di Milano, incontrando profumi, colori e sapori tipici delle nostre regioni italiane, d'Europa e del resto del mondo, tra cultura, corsi di giardinaggio e tanta animazione per bambini e musica dal vivo. Vi aspettiamo numerosi. Bancarelle città di Milano, perché un evento non vale l'altro. Missione possibile, il trasloco della tranquillità.
al minimo storico in 5 anni, peraltro 100.000 giovani sono scappati all'estero, quindi nascono sempre meno bambini. La fotografia di questo declino del paese Italia: sono nati, pensate, nel 2013 solo 515.000 bambini e non sono mai stati così pochi negli ultimi 20 anni, meno ancora dell'ultima annata nera da questo punto di vista, che è stata il 1995, ed è un gran peccato che nascano così pochi bambini, perché ad esempio i bambini nati oggi, care amiche gestanti all'ascolto, sono eroi, filosofi o anarchici, perché oggi è il compleanno di Alexander Nevsky, che da quando il partito Russia Nuova è venuto al congresso della Lega ormai noi diamo conto anche degli eroi della storia russa, oppure un filosofo, io suppongo Feuerbach essere un filosofo, non lo so, ha il nome da filosofo. E se anche non lo fosse, chi non è filosofo in questo mondo? Feuerbach, dai, io me lo vedo il biglietto da visita, Feuerbach, cosa vuoi scriverci sotto? Filosofo. E poi l'anarchico Mikhail Bakunin nel 1814. E cari amici, come sapete bene se ci avete seguito nelle scorse puntate, lunedì vi ho dato conto di questa metropoli padana, di questo sondaggio della SVG che catalogava anche l'elettorato della Lega in vari sottocategorie, e c'era quella piccola categoria all'1,4% degli elettori della Lega che si definiscono leghisti anarchici. E beh, io a tutti costoro consiglio la lettura di Bakunin, ma la consiglio anche a tutti gli altri, perché Bakunin, oltre ad avere una vita veramente da romanzo che non vi anticipo perché ve la rovinerei, comprate una biografia, scriveva più o meno queste cose riguardo ad esempio al governo Renzi. No, beh, non scriveva proprio riguardo al governo Renzi, però guardate come calza bene questa sua riflessione sul suffragio universale. Il suffragio universale, tramite quale il popolo intero elegge i suoi rappresentanti e governanti dello Stato. Questa è l'ultima parola dei marxisti della scuola democratica. Tutte queste sono menzogne che nascondono il dispotismo di una minoranza che detiene il governo, menzogne tanto più pericolose in quanto questa minoranza si presenta come espressione della cosiddetta volontà popolare. Potrebbe essere un'agenzia battuta un minuto fa, purtroppo le cose non sono cambiate 100 anni dopo la sua nascita, no, 200 anni dopo la sua nascita, caro Michael, 200 anni ben portati. E invece anche, diciamo, se non possiamo metterlo tra i padri proprio nobili del federalismo, io lo metto tra i padri ignobili, comunque tra i padri del federalismo, perché scriveva Bakunin: non abbiamo l'intenzione né la minima velleità di imporre al nostro popolo, oppure a qualunque altro popolo, un qualsiasi ideale di organizzazione sociale tratto da libri o inventato da noi stessi, ma persuasi che le masse popolari portano in se stesse, negli istinti più o meno sviluppati della loro storia, nelle loro necessità quotidiane, nelle loro aspirazioni, coscienti o inconsce, tutti gli elementi della loro futura organizzazione naturale, noi cerchiamo questo ideale nel popolo stesso. Era un po' ottimista Bakunin, ma bisogna essere ottimisti, e siccome ogni potere dello Stato, ogni governo, per la sua medesima essenza e per la sua posizione è fuori dal popolo o sopra il popolo, o direbbe qualcuno che vuole completare, deve necessariamente lo Stato mirare a subordinarlo a un'organizzazione e a fini che gli sono estranei, e quindi noi ci dichiariamo nemici di ogni governo, di ogni potere dello Stato, nemici di ogni organizzazione di Stato in generale. Siamo convinti che il popolo potrà essere felice e libero solo quando, organizzandosi dal basso in alto per mezzo di organizzazioni indipendenti, assolutamente libere e al di fuori di ogni tutela ufficiale, ma non fuori dalle influenze diverse e ugualmente libere di uomini e di partiti, creerà esso stesso la propria vita. Quindi per quell'1,4% di persone che hanno votato Lega e che si definiscono anarchiche, mettiamo una lettura in più nella valigia di questo ponte che sta per iniziare. Magari qualcuno è in macchina, buon viaggio se state allungando il ponte del 2 giugno. E non poteva però mancare anche il mortiversario di oggi, come sapete la rubrica più amata dagli ascoltatori di Radio Padania. Oggi abbiamo un terzetto veramente d'eccezione: Giovanna d'Arco, Peter Paul Rubens e Voltaire. Sembrano le elezioni presidenziali in Francia. Voltaire contro Giovanna d'Arco. Peter Paul Rubens, vabbè, lui era fiammingo, è tutta un'altra storia. Sapete, i pittori fiamminghi, quelli che facevano tutto buio, tutto nero per risparmiare sostanzialmente sui colori, però
avevano azzeccato quella moda lì, Rubens lo lasciamo ai fiamminghi, e poi c'è Giovanna d'Arco contro Voltaire. Giovanna d'Arco che è riuscita a scampare di un 400 anni l'arrivo della psicanalisi, altrimenti non avremmo avuto una santa, un'eroina di Francia, non avremmo avuto neanche la Francia come la conosciamo, sarebbe stata Inghilterra, perché se a 16 anni Giovanna d'Arco avesse avuto uno psicanalista che gli diceva sento le voci, avrebbe avuto un manicomio e non l'avremmo avuta. Pensate, Giovanna d'Arco scampata a Freud e che morì poi sul rogo dicendo che finalmente faceva l'amore col fuoco, quella poi è la traduzione poetica che ne ha dato Leonard Cohen, e dall'altra parte invece il totem, cioè quindi Giovanna d'Arco totem, diciamo, del pensiero forte, non parliamo di quote rosa, parliamo di Giovanna d'Arco, potrebbe essere uno dei nuovi slogan di qualche trasmissione di questa emittente, e dall'altra parte Voltaire, quello che viene citato a man bassa da Severnini, da Augias, da tutti, quando qualcuno non sa più che cosa dire e ha una certa età di solito cita Voltaire, e quindi può essere un po' davvero Giovanna d'Arco, Marine Le Pen e Voltaire Hollande, un po' ci siamo, e a denunciare, diciamo, il fatto che tra i due non c'è affinità, c'è addirittura un brano di una poesia dello stesso Voltaire che scriveva di tutto esattamente come Severnini, scriveva anche poesie perché dopo la rivoluzione francese lui era diventato assolutamente alla moda. E guardate il suo rapporto con la Pulzella d'Orléans, nella sua poesia che si chiama La Pulzella d'Orléans: per mio spasso vorrei la sera in letto, scrive Voltaire, una rosetta, dolce come agnella, Giovanna d'Arco no, le die natura, cuore di leone e mi faria paura. E quindi tra i due non scocca l'amore, e ne siamo lieti perché noi stiamo fieramente con Giovanna d'Arco e lasciamo Voltaire a tutte le altre radio che potete incontrare muovendo la manopola del vostro apparecchio casalingo e o automobilistico, tutte tranne Radio Maria. Forse Radio Maria è rimasta l'ultima insieme a noi a non citare Voltaire. E tutto questo che vi ho detto in questo, diciamo così, antipasto è per arrivare invece all'attualità, di cui parleremo di qui a pochissimo. Parleremo insieme di legge Merlin e di quello che sta facendo Regione Lombardia sulla legge Merlin. Dopodiché parleremo delle adozioni, quindi rimanete con noi perché adesso stiamo per planare insieme a Bruce Springsteen nella parte più seria di questa trasmissione.
di legge Merlin, e parliamo prima di tutto di prostituzione. Solo una precisazione: quello che è nato oggi è Karl Feuerbach, che non è il filosofo, è il matematico, diamo questo per la precisione, è stato un errore così di distrazione dal nome, vabbè, chi se ne frega di Feuerbach. Feuerbach con quella faccia lì secondo me ci andava e come alle mondane quando andava fuori la sera. E fate conto che l'ultima stima che è stata fatta dalla Commissione Affari Sociali della Camera riguardo al fenomeno del mercato della prostituzione in Italia risale al 2010. Sono stime veramente così approssimative, ma si parlava di più o meno 70.000 prostitute, 9 milioni di clienti, con un giro d'affari aleatorio. Le stime dicono dai 2 ai 6 miliardi, poi alcune che erano state fatte in maniera più scientifica sembra che arrivino a 5 miliardi l'anno. È difficile quantificare, perché essendo un fenomeno sommerso è difficile da quantificare, però certamente è una grande industria. Come sapete, la abolizione della legge Merlin è tra i referendum che la Lega Nord ha portato in tutti i comuni e per cui si può ancora andare a firmare, ma nel frattempo Regione Lombardia si sta muovendo istituzionalmente per un progetto di legge che faccia una sorta di registro di coloro che, leggo testualmente, esercitano la professione di meretricio, e con questo registro venga poi applicata una tassazione. Ma ne parliamo con uno dei firmatari di questo progetto di legge, che è il vicepresidente del Consiglio regionale, Fabrizio Cecchetti. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Allora Fabrizio, spiegaci un po' questo progetto di legge che state mettendo giù. Il progetto di legge è stato presentato ormai da circa una ventina di giorni e mercoledì scorso, cioè 2 giorni fa, ha iniziato l'iter in Commissione Bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria con la nomina del relatore. La competenza sarà un po' della Commissione Bilancio, un po' della Commissione Sanità. È una proposta di legge, quindi già depositata, che potrà essere modificata, migliorata, sistemata, ma che di fatto chiede come obiettivo quello che stavi dicendo tu e stavi raccontando tu, cioè la possibilità di tassare, per quanto di competenze della Regione Lombardia, quindi immettere una nuova tassa. Lo si può fare, lo dico subito, immediatamente, perché è previsto dall'articolo 119 della Costituzione italiana. È una nuova tassa, è una tassa regionale che andrebbe a colpire tutti quelli che di fatto si prostituiscono in questo momento, ad esempio nelle proprie abitazioni. È una nuova, non si è mai applicata, quantomeno in Regione Lombardia, un'iniziativa di questo tipo, e l'aliquota che noi avremmo previsto, ma ribadisco anche in questo caso si può assolutamente modificare, è una tassazione annuale nella misura del 40%. Quindi vuol dire che chi si prostituisce pagherà in base a quanto appunto ha ricavato durante la propria attività, pari al 40% annuale. Qualcuno giustamente dice: come si fa a riconoscere, come ci si attiverà? Si costituirà un registro regionale obbligatorio, l'iscrizione sarà obbligatoria, e chi sarà iscritto a questo registro appunto sarà colui il quale deciderà di prostituirsi e poi pagare le tasse, ribadisco, con un 40% come soglia di tassazione. Chi dovesse non iscriversi a questo registro obbligatorio e dovesse essere beccato a prostituirsi, riceverebbe una sanzione amministrativa pari a una soglia che va dal 100 al 200% dalla tassa non versata. Quindi se uno nei controlli che verrebbero poi fatti si dovesse scoprire che questi non dovessero pagare quanto dovuto, prenderebbero un'ammenda che potrebbe arrivare fino al 200% rispetto a quello che questi avrebbero incassato. Ci sono poi delle particolarità: gli introiti stimati da questa operazione per quanto riguarda la Regione Lombardia potrebbero arrivare fino a 300 milioni di euro in un anno.
soldi che verrebbero spesi ovviamente per le priorità poi di Regione Lombardia, e credo che adesso come adesso sia la prima priorità il lavoro, e una parte invece verrebbe dedicata e questo sarebbe un diritto invece che aspetterebbe a quelli iscritti in questo registro, a un controllo particolare proprio in merito all'attività che questi svolgono, a un controllo sanitario. Verrebbe rilasciato un certificato che questi potrebbero poi ovviamente far vedere, mostrare al cliente per quanto riguarda la loro diciamo, il controllo sanitario, quindi che sia assolutamente tutto in regola a livello sanitario. Sarebbe ovviamente una cosa importante sia per chi decide di compiere questa attività di prostituzione, che per il cliente che andrebbe poi appunto a richiedere l'attività di prostituzione, insomma, in poche parole sarebbe questo. I dati sono importanti e interessanti perché solo a Milano sono stimati circa 300 appartamenti dove si esercita la prostituzione. Questi dati sono forniti da un'associazione che si occupa o comunque segue questi eventi, queste situazioni. Sono circa 2000 centri massaggi, chiamiamoli così, poi non sono proprio massaggi, nelle quali si stima che circa 6.000 ragazzi di origine asiatica offrono appunto delle proprie attività che non sono, ribadisco, proprio massaggi ai clienti, e nelle case chiuse, chiamiamolo, perché di fatto già ci sono circa 4.500 le ragazze o i ragazzi trans che di fatto svolgono questa attività. Ecco, questo a livello di Milano e provincia. Immaginiamo elevare tutta questa statistica a tutta la regione Lombardia. C'è un dato, da qui scusa Fabrizio, c'è un dato legale importante, no? Perché uno dice sì, va bene, fate questa cosa, ma poi sarà anticostituzionale perché finché non c'è il referendum in Italia la prostituzione è vietata. Assolutamente non è vero, perché la prostituzione in Italia non è vietata. In Italia è vietato lo sfruttamento alla prostituzione, che è una cosa ben differente, e la nostra idea, al di là del fatto di, come tu ricordavi, del momento più importante, andate tutti, sono ancora gli ultimi giorni per firmare il referendum per abolire la legge Merlin, questa iniziativa di Regione Lombardia, della Lega a livello regionale, è differente. Noi ci appigliamo all'introduzione di una nuova tassa a livello regionale, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione. Se hai tempo e pazienza ti leggo anche la riga che dice, dell'articolo 19, dicono: stabiliscono le regioni hanno l'autonomia di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Quindi questo è il passaggio importante. Noi introdurremo questa tassa a livello regionale applicandoci alla norma costituzionale, cioè l'articolo 119. Quindi per quanto riguarda il divieto della prostituzione non è vero, è vietata lo sfruttamento della prostituzione, e per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova tassa ci si appella all'articolo 119 della Costituzione italiana. Quindi è assolutamente fattibile. Chiaro che ci vuole una precisa volontà politica e soprattutto il fatto di superare determinati pensieri che vedono il fatto che questa normativa e anche la cancellazione della Merlin porterebbe ad un aumento dello sfruttamento della prostituzione. Noi pensiamo che sia vero il contrario. Finalmente riusciremo a controllare chi viene sfruttato e chi sfrutta, ed eventualmente punirlo, perché lì si interverrebbe la legge italiana per chi sfrutta la prostituzione. Avremo la possibilità di evitare questo sfruttamento, che è una cosa che nel 2014 è diventata una cosa veramente scandalosa, e avremo anche la possibilità di avere degli introiti, ribadisco, per ora stimati in 300 milioni di euro, ma è chiaro che è una stima che dal nostro punto di vista potrebbe assolutamente salire, e quindi avrebbe la possibilità, in questo caso la Regione Lombardia, di avere dei soldi in più
da spendere sia per il controllo sanitario di queste persone che si prostituiscono, quindi dare una garanzia in più anche a loro e ai loro clienti, e ovviamente una possibilità di avere degli introiti di tasse che potrebbero essere poi spese per tutte le iniziative che Regione Lombardia dovrebbe mettere in campo. Io ho pensato e pensiamo al lavoro, ma quante cose si potrebbero fare con 300 milioni di euro in più in un anno, e questo è un passaggio fondamentale. Dico la verità, abbiamo avuto il plauso da parte del gruppo di Forza Italia, del gruppo di Fratelli d'Italia, e penso che sullo stesso tema si potrebbero esprimere favorevolmente anche il gruppo dei 5 Stelle. Abbiamo di fatto la contrarietà totale del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra. Però da questo punto di vista ribadisco, intanto noi abbiamo presentato questo progetto di legge che è appunto un'assoluta novità per una regione come Lombardia, dopodiché andremo nelle commissioni proposte e verificheremo la volontà di affrontare un tema che c'è, che esiste, che la Lega negli ultimi mesi ha voluto risollevare. C'è una proposta concreta, quindi la Lega ha sempre detto togliamo ad esempio la legge Merlin, ma facciamo di conseguenza una proposta concreta, con i numeri, con i dati alla mano, quindi non è demagogia. Tra le altre cose ormai la campagna elettorale si è conclusa e adesso li aspettiamo al varco. Sentire dire gente no, non si può perché è un incentivo allo sfruttamento, punto, non ci va più bene. È una balla poi, perché se tu regolarizzi, il problema per quello che è. Se tu regolarizzi è chiaro che non c'è più lo sfruttamento, o comunque togli acqua allo sfruttamento. Lo sfruttamento c'è adesso che non riusciamo neanche a contare quante sono, abbiamo delle stime così fatte in modo aleatorio. È stata fatta dalla fondazione di Padre Somaschi, quei numeri che ho dato prima, sì. Se volete qualcuno lo posso anche ripetere. La fondazione Padre Somaschi non mi sembra che abbia la sede ufficiale in via Bellerio. No, certo che no. Di conseguenza penso che siano dati attendibili, dati che però gridano vendetta. Insomma, se ci sono già individuati almeno 300 appartamenti che fungono solo a Milano da case chiuse, chiamiamole così, allora c'è qualcosa che non va, prima di tutto perché se si sa in questo momento nessuno ha fatto nulla per evitare che questi ci siano, diventa quantomeno complicato. Poi ribadisco, è vero che come dicevo prima, visto che non è vietato prostituirsi nel paese Italia, ognuno a casa sua può fare quello che vuole, però è giusto che se fa quello che vuole, perfetto, però paghi anche le tasse. Certo, perché è un paradosso, una cosa diciamo che è considerata al momento illegale o comunque illecita, quello che vuoi, però di fatto è legale perché succede ma non è tassata, mentre si tassano le case, si tagliano le pensioni, chiudono gli asili nido con la scusa che non ci sono soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Basta aprire gli occhi e governare i fenomeni. Mi sembra che sia assolutamente un'iniziativa che continueremo a seguire qua da Radio Padania per anche vedere, come dicevi tu prima, al varco, al momento della verità, che cosa faranno le altre forze politiche in Consiglio regionale. Assolutamente, questa poi era la nostra iniziativa, ma ribadisco ovviamente questa iniziativa come gruppo consigliare della Lega Nord in Regione Lombardia. È chiaro che adesso è fondamentale nei prossimi giorni andare e firmare il referendum, intanto per avere anche un passaggio a livello nazionale dove a questo punto ci sarebbe la possibilità di esprimersi per un referendum per abolire una legge che ormai è fuori dalla storia e totalmente fuori dalla nostra società. Dopodiché qualcuno ha detto che questi esempi di tassazione della prostituzione è totalmente fallita, un esponente del Nuovo Centrodestra l'ha detto proprio l'altro ieri rispondendo alla nostra proposta, e come esempio ha detto guardate in Germania. Ecco, io non so se questo consigliere del Nuovo Centrodestra in quel momento era ubriaco, ma di fatto è proprio dalla Germania, in questo caso Germania che su tante cose non bisogna assolutamente prendere ad esempio. Però da quel punto di vista a livello di gestione, chiamiamo le case chiuse per semplificare e analizzare e capire qual è il concetto, il paese Germania l'anno scorso ha incassato ben 5 miliardi di euro dai proventi dati alla tassazione della prostituzione. Quindi quelli che dicono che in Germania le cose non hanno funzionato li invito a fare un giro per esempio in Baden-Württemberg, a Stoccarda, e vedere come sono gestite le case chiuse e vedere come è la situazione di non degrado, che invece noi abbiamo ad esempio a Milano, in Lombardia e in molte città
non solamente la Lombardia, è che stanno diventando veramente intollerabili. Tutti continuano a dire dobbiamo difendere la famiglia, dobbiamo difendere i bambini, e poi nessuno fa nulla per evitare che questo spettacolo indecente, indecoroso sia sulle nostre strade. Risolveremo tanti problemi, risolveremo il problema della prostituzione, un problema di decoro e ovviamente una possibilità di avere dei soldi per le nostre casse regionali da spendere poi per i nostri cittadini su temi importanti, possono andare dalla sanità al lavoro, tutto quello che ci verrà in mente. Grazie mille Fabrizio, seguiremo come Radio Padania, ti chiameremo per vedere l'evoluzione di questa storia, e rimanete con noi. Grazie mille Fabrizio Cecchetti, rimanete con noi perché tra poco, dopo il caso dei bambini congolesi che sono tornati in Italia con le famiglie adottive, parleremo delle adozioni nazionali e internazionali. Cercheremo tra pochi minuti di fare il punto della situazione, di spiegare come funzionano oggi le adozioni in Italia, quali sono i problemi e quali sono invece le cose che funzionano. E quindi dopo la vicenda dei bambini del Congo che sono tornati in Italia con le famiglie adottive, parliamo un attimo del fenomeno delle adozioni. Allora, ci sono due tipi di adozione, l'adozione nazionale e quella internazionale. Il caso del Congo è un'adozione di tipo internazionale, mentre quelle, diciamo, che riguardano bambini che sono minori, che sono cittadini italiani, sono quelle nazionali. Diamo qualche cifra per inquadrare questo fenomeno, che poi tra poco avremo un commento anche molto referenziato per appunto tutto il corollario. Comunque ogni anno ci sono 32.000, questo è più o meno il numero, di minori che sono nelle case famiglia, ossia tutti quei minori che a vario titolo non hanno un contesto familiare che è adeguato al ruolo che dovrebbe avere, quindi sono in 32.000 sparsi in tante case famiglie in Italia, e con la sentenza dei tribunali dei minori più o meno ogni anno si attestano intorno a 1.000 di questi 32.000 quelli che vengono dichiarati adottabili.
da questo punto di vista chiaramente ce ne sono molto pochi, perché sono 1000 adottabili all'anno, e la filosofia che sta dietro questo 1000 è una filosofia del Tribunale dei Minori ormai consolidata, anzi si può chiamare proprio una giurisprudenza, di utilizzare la adottabilità del minore italiano proprio come estrema ratio quando non c'è veramente alcun tipo di possibilità di instaurare tutte quelle misure che sono a metà tra l'adozione e la famiglia naturale, ad esempio l'affido, ad esempio la tutela, ad esempio tante altre misure che non sto qua a entrarvi nel dettaglio, però diciamo il dato che è significativo è questo, di una giurisprudenza che tende a utilizzare come ultima possibilità quella di mettere il bambino, insomma trasformarlo in adottabile. Ci sono anche altri vari tipi di adottabilità, non sto qui a farvi lo specifico troppo marcato, perché ci sono anche i casi speciali quando addirittura un single può arrivare ad adottare un bambino, ma quelli sono casi speciali che non ci interessano. In questo momento invece questa è la panoramica italiana. Chiaramente c'è una, diciamo così in termini molto brutali, una domanda di adozione che supera ben oltre le 1000 all'anno, e con tante coppie che quindi vengono dirottate in questo senso, vengono spinte verso l'adozione di tipo internazionale, proprio perché ha anche meno rischi. Ad esempio, se nell'adozione nazionale c'è molto spesso, fino a una certa soglia, sempre il cosiddetto rischio giuridico che il bambino ritorni nella famiglia di origine perché c'è stato un percorso e che quindi è tornata a essere adeguata. Questo e altri fattori di 1000 nature portano all'adozione internazionale. Bene, entrambe sono davvero un calvario di burocrazia, e non solo, soprattutto quella internazionale è un percorso di adozione molto costoso. Fate conto che come minimo il valore delle spese sostenute quando ci si aggancia a un ente accreditato per l'adozione sono almeno di 7.500 euro. Più ci sono quando poi si va nel paese da cui si intende adottare il minore, ci sono tutte le spese vive di pernottamento, di vita lì nel paese dove si va, anche perché chiaramente la legislazione italiana ha un suo iter. Superati i confini dell'Italia si entra in altri stati che hanno una loro legislazione assolutamente indipendente. Quindi è un quadro veramente molto complesso, quelle delle adozioni. Ci sono tanti enti che si adoperano in modo accreditato per far funzionare questo quadro. Noi abbiamo il piacere di avere in onda con noi oggi pomeriggio il presidente o la presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, che è la dottoressa Donata Nova, che dovrebbe essere in onda con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, buonasera, esatto. Senza la dottoressa. Senza dottoressa, e facciamo col tu come durante okay. Va bene. Allora, io ho fatto un quadro un po' delle cifre anche alla luce di quello che ci eravamo detti oggi. Facciamo due passaggi veloci. Prima di tutto le adozioni, direi di partire sulle adozioni nazionali. Sì. Com'è il quadro delle adozioni nazionali oggi? Se una coppia a casa ci sta ascoltando e vuole adottare un minore, vuole adottarlo sul territorio italiano, mettersi a disposizione, qual è l'iter? L'iter è quello di offrire la disponibilità al Tribunale per i minorenni dove sono dissidenti, o comunque a uno dei tribunali per i minorenni dell'Italia, dando indicazione dai tribunali a cui già si è data la disponibilità. Volevo solo dare un breve ragguaglio sulla situazione reale di questi bambini dichiarati adottabili. I bambini dichiarati adottabili sono 1 migliaio ogni anno, e sono diversi bambini, sono bambini grandicelli dichiarati adottabili già a una certa età, che presentano problemi di salute e problemi anche psichici e problemi anche di caratteriali, per cui c'è bisogno di lavorare per trovare una famiglia a questi bambini. Trovare una famiglia a questi bambini è possibile, ma c'è bisogno di un maggiore impegno da parte
delle istituzioni per sostenere queste famiglie, per dare una mano a loro, per prepararle, per sensibilizzarle e per far conoscere la realtà dei bambini che stanno aspettando una famiglia in Italia. Ecco, in questo senso mi sembra aver capito che però c'è una legge già, che è il comma 8 dell'articolo 6 della legge 149 del 2001, basterebbe attuarlo e ci sarebbero queste possibilità per gli enti locali di intervenire nell'ambito delle... Certo, la legge prevede, dà indicazione che le adozioni di bambini grandi, sopra i 12 anni, o con problemi, che presentano problemi fisici o psichici, o bambini portatori di handicap, devono essere sostenuti dall'istituzione, però la legge dice purtroppo subordina questo aiuto, questo sostegno che deve essere dato dalle istituzioni alle disponibilità dei bilanci delle singole amministrazioni, e purtroppo questa, come ben sappiamo, questa clausola ha fatto sì che solo la Regione Piemonte abbia finora deliberato in questo senso, adottando una delibera che riconosce un sostegno anche economico, ma non solo economico, alle famiglie che accolgono questi bambini. Ecco, questa è una delle prime criticità molto importanti nell'adozione nazionale. La seconda, ma che forse fa da premessa, è il fatto che non c'è una banca dati nazionali dei minori adottabili e delle coppie disponibili. Questa banca dati ha avuto una storia lunga e articolata. Fino adesso è stata istituita, però non è ancora operativa, perché non hanno ancora messo in abbinamento i sistemi di ogni tribunale. Ci sono stati problemi da superare per quanto riguarda la privacy, questi problemi sono stati superati, però adesso è stata istituita questa banca dati, ma non è ancora operativa perché c'è questo mancato collegamento tra i vari tribunali e il Ministero. Il problema di questa banca dovrebbe dare la visione reale di questi bambini, far sapere quali sono i bambini che ancora dichiarati adottabili e che non hanno trovato una famiglia adottiva, e far conoscere le coppie che hanno dato la disponibilità. Non basta questo però, perché c'è bisogno anche di una sensibilizzazione della collettività, della comunità, oltre che sostegno, come dicevo prima. Le coppie che generalmente si rivolgono all'adozione comprensibilmente e naturalmente non danno di prima scelta una disponibilità a un bambino con problemi grossi. È una scelta difficile che va maturata, va aiutata, va anche sostenuta anche da tutta la comunità civile, però bisogna anche far conoscere. Troppe volte si parla di problemi legati all'adozione per quanto riguarda le lungaggini burocratiche, che ci sono, ma non sono questi i problemi. Poco viene fatto per far conoscere qual è la realtà davvero dei bambini dichiarati adottabili che aspettano una famiglia. Ecco, io approfitto di quello che ha detto per rimarcarlo. Adottare dei minori è veramente una scelta molto importante, è diverso da avere dei figli e va fatta con la piena consapevolezza di un percorso che ha delle sue specificità, perché altrimenti ci sono anche dei fenomeni purtroppo di doppio abbandono cosiddetti, e che sono la cosa più terribile che può succedere. A me non piace la parola abbandono, ma certo c'è il problema di chi non ce la fa più a portare avanti questa esperienza e da forfait, con una ferita grossa sia per il bambino che è stato accolto sia anche per la coppia disponibile. Comunque l'adozione fa diventare figli un bambino che non è nato all'interno della coppia, per cui è un'esperienza di genitorialità completa e uguale a quella biologica, però ha le sue particolarità, perché il bambino ha già un suo passato, già una sua storia che va rispettata, va conosciuta e va accolta all'interno della famiglia. Ecco, proprio in questo senso andiamo adesso verso l'adozione internazionale. In questi giorni se ne è parlato molto, ma qual è lì il percorso che fa una coppia che invece tenta l'adozione internazionale? Ho sentito parlare...
scusi, l'ho interrotto. No, era per formulare bene la domanda, così ho sentito parlare insomma di costi elevati sia nel disbrigo delle pratiche che poi nel fatto che bisogna stare per tanti mesi nel paese in cui si va a prendere il minore. Insomma. Questa è una richiesta che fanno i paesi d'origine, anche una richiesta anche giusta. I primi anni in cui c'era l'adozione internazionale il bambino arrivava in aereo portato magari da accompagnatore dell'ente autorizzato, eccetera, senza che la coppia andasse nel paese d'origine. È stato verificato che questo è un aspetto non positivo. Il bambino ha bisogno di conoscere nel limite possibile le persone che diventeranno il loro papà e la loro mamma nel posto dove che loro già conoscono, bello o brutto che sia, però è il loro ambiente fino a quel momento, è il posto che conoscono, per cui i costi sono anche determinati proprio dalle spese che si devono affrontare nel paese d'origine. La coppia deve, per tornare all'inizio del percorso, deve fare domanda al Tribunale per i minorenni di residenza. Per l'adozione internazionale bisogna farlo, e poi una volta ricevuta l'idoneità da parte del Tribunale per i minorenni, che chiedono la relazione ai servizi sociali. Una volta terminato questo iter, devono affidare l'incarico a uno degli enti autorizzati che sono stati riconosciuti dalla CAI. Che sono un po' tanti, a mio 65, diciamolo, 65, esatto, sono un po' tanti. Ecco. Sì, decisamente. Anche perché poi diventa una questione anche di mercato, credo, tra questi 65, no? Certo. Sì. E tutte delle dinamiche che non dovrebbero centrare. È il problema anche di confusione, di mancanza di controlli da parte anche dalla CAI, perché ci sono troppi gli enti che devono essere monitorati e controllati. I controlli, come dicevo, un gioco di parole, diventano più difficili. Io non volevo però sottolineare troppo l'aspetto economico che c'è, e è serio, soprattutto in questo momento di crisi. Per quanto riguarda l'iter adottivo prima dell'adozione, quello che voglio sottolineare ancora però è invece l'esigenza assoluta, come dicevo prima, anche per l'adozione nazionale, anche nell'adozione internazionale, che la coppia non venga poi lasciata a se stessa, soprattutto anche dopo l'adozione, per cui ha bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni, anche economico, per quanto riguarda queste adozioni difficili, ma anche un sostegno psicologico che segua l'evolversi dell'avventura adottiva, no? Certo. Il bambino, le difficoltà. Ecco, poi un'ultima domanda, scusami, ma siamo in chiusura, questo però è un punto da toccare. Quanto è importante i rapporti bilaterali tra l'Italia e gli stati interessati? Perché è tutto lì, no? Sono determinanti, anche perché per mettere in accordo i due iter che sono tante volte spesso molto differenti, quello del paese d'origine e quello dell'Italia che accoglie i bambini, per cui è importantissimo arrivare a questi accordi bilaterali che si manifestano una vera tutela per il diritto del bambino, per il preminente interesse del bambino e per evitare traffici certo. Diciamo, situazioni che poi vanno a discapito di tutti, no? Guardi, nel rispetto anche del paese d'origine. Certamente. Che è importante appunto rispettare le indicazioni del paese d'origine. Certamente. Allora io ringrazio Donata Nova per questa chiacchierata, torneremo, prometto, sull'argomento adozioni, dedicando magari anche più tempo. Oggi l'abbiamo voluto toccare proprio per approfondire quello che era sulle cronache di tutti i giornali, che cosa c'è dietro, e la ringrazio molto. Donata Nova è stata nostra ospite, grazie, alla prossima volta. Grazie mille. Grazie a lei, Donata Nova. E anche oggi abbiamo provato a toccare un po' di punti, abbiamo provato a raccontare la legge Merlin, abbiamo provato a raccontare che cosa sono le adozioni in Italia, le adozioni nazionali, quelle internazionali,
È difficile trarne poi una morale, però, perché l'adozione, ad esempio, l'adozione internazionale è un bellissimo gesto che fa una famiglia, anche di togliere da un contesto, diciamo, di gravissima povertà un bambino che altrimenti sarebbe disperato, questo come, diciamo, nella visuale individuale. Però se alziamo lo sguardo e vediamo come tante famiglie europee prendono i bambini da altri popoli e li portano qui, la magia un po' si perde, il fatto che sia una cosa così giusta e così universale secondo me un po' si perde. Bisognerebbe rifletterci su e non lasciarsi andare, insomma, al buonismo, al lieto fine. Sono veramente tempi strani anche da questo punto di vista, e non tutti i meccanismi, come abbiamo sentito dalle stesse parole della Presidentessa, funzionano a dovere. Addirittura non c'è una banca dati, vedete voi, per l'adozione nazionale, che in teoria, qui siamo a Radio Beceri e xenofobi e cattivi populisti, la prima cosa che farei io è la banca dati dell'adozione nazionale, poi dopo mi occuperei degli altri problemi. Però io sono un ignorante populista, brutto, sporco e cattivo. Brutto, sporco e cattivo è anche il regista Roberto Colombo, che ci ha tenuto compagnia tutta la settimana. Ma è un complimento, di questi tempi è un complimento. Brutti, sporchi e cattivi, mi auguro e vi auguro che siate anche voi all'ascolto. Per questa settimana è tutto, con Rebelotto ci sentiamo settimana prossima, state molto bene e vogliatevi sempre bene. Ciao dal Marco Pinti e da Roberto Colombo, ciao! Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.